Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi alle nostre graditissime ospiti. Allora, come sapete, essendo il venerdì, abbiamo il piacere di avere come sempre lo CGIL Nicoletta Biancardi, segretaria generale, ben ritrovata. Buongiorno. E quindi parleremo di temi che riguardano un po' tutti, però con l'accento e l'attenzione puntata anche sui pensionati e pensionandi. E poi, siccome lo riprendiamo, ci sarà lo sciopero generale e ritorneremo sul dettaglio, abbiamo il piacere anche di avere niente po' di meno che Tiziana Basso, che è segretaria generale della CGIL del Veneto. Sì, grazie anche a lei di essere qui presente. Allora, io comincerei un attimo con lei a inquadrare la situazione. CGIL aderisce allo sciopero di venerdì 12 dicembre 2025? Assolutamente sì. E allora spieghiamolo. Esatto, anche se i pensionati non fanno sciopero, ma sono uniti con i lavoratori e le lavoratrici, ma possiamo dire anche tutti i cittadini e le cittadine, in questo sciopero generale appunto del 12 dicembre prossimo. Molto importante perché noi chiediamo appunto, come dice anche la grafica, di cambiare questa legge di stabilità che noi riteniamo sia ingiusta. Aggiungo anche che è molto austera e tutta proiettata, diciamo, sul riarmo. Austera tra l'altro con una austerità di tipo anche selettivo, perché va a colpire soprattutto le persone che hanno un reddito fisso, quindi i lavoratori dipendenti in questo caso e i pensionati. Noi siamo da sempre al fianco, diciamo, della CGIL, dei pensionati e delle pensionate e dei lavoratori e delle lavoratrici anche in questo percorso di mobilitazione che parte da lontano. E tra l'altro, ecco, mi piace ricordare che la settimana dal 17 novembre al 21 novembre in tutta Italia lo SPI ha fatto una grande campagna, diciamo, di mobilitazione anche per aiutare, diciamo, in questo caso la CGIL e tutte le categorie degli attivi a far capire alle persone, ai cittadini e alle cittadine che magari non tutti frequentano le nostre sedi, che cosa chiediamo, che cosa vogliamo anche con questo percorso, diciamo, di mobilitazione che sfocia poi anche nello sciopero generale, che è uno strumento per noi assolutamente importante per cercare di ottenere anche dei risultati, ma per parlare con le persone. Questa settimana noi siamo stati in tutte le piazze del Veneto, abbiamo proprio concentrato, diciamo, questa settimana di lavoro in maniera proprio certosina e anche pressante per poter distribuire intanto alle persone anche dei volantini dove ci sono le nostre rivendicazioni, ma non è solo la consegna, è proprio cercare di parlare direttamente con le persone. Infatti volevo capire che cosa è emerso, che cosa avete percepito. Ecco, innanzitutto i temi che noi abbiamo cercato e abbiamo proposto alle persone sono sicuramente i temi che interessano lo SPI, i pensionati e le pensionate, ma hanno anche un respiro, diciamo, confederale e generale, perché quando parliamo di aumento di pensioni, ma parliamo di pensioni non solo in essere, anche di pensioni future, quando parliamo di sanità, di sociosanitario, di non autosufficienza, del futuro dei giovani, del fisco, ma anche banalmente, ma non tanto banalmente, dell'abitare, è un altro tema oppure dei servizi come possono essere il trasporto pubblico, vuol dire che sono tutte cose che interessano i pensionati, ma interessano anche gli altri cittadini. Devo dire che magari più di qualcuno può essere, magari alla distribuzione di un volantino può essere perplesso, o non tutti magari si fermano ad ascoltare, ma devo dire invece che diversamente tante persone sono più che incuriosite, hanno voglia di esprimere anche il loro dissenso piuttosto che esprimere i loro bisogni, perché tanti bisogni ci sono nel nostro paese e purtroppo questa legge di stabilità non risponde a nessuno di questi bisogni che da tanto tempo noi, anche con tanta fatica, ma devo dire con tanto impegno e con continuità, cerchiamo di chiedere al governo centrale, ma devo dire anche al governo regionale. Insomma, la campagna elettorale si è chiusa da poco e anche lì molte, diciamo, delle richieste che noi facciamo oggi attraverso, diciamo, lo sciopero generale si proiettano anche poi a livello, diciamo, regionale, a livello locale, certo, dove anche la contrattazione, per così dire, latita o non è una vera contrattazione. Spesso, insomma, lo diciamo quando ci troviamo in trasmissione, noi andiamo anche ai tavoli regionali, spesso si riduce a una mera informativa e quindi, insomma,
chiediamo anche questo, insomma, rispetto alla contrattazione, che sia una vera contrattazione, naturalmente non solo sui tavoli regionali, ma anche sui tavoli nazionali, che vengano rinnovati i contratti di lavoro, insomma, collettivi nazionali, lavoratori e lavoratrici, perché anche loro stanno perdendo in questi anni potere d'acquisto rispetto a questo, ma non solo. Pensiamo a tutta la partita dell'inflazione, soprattutto negli anni 2022-2023. Io vi muto una domanda che ci è stata rivolta, quindi leggiamo i vostri messaggi, le vostre mail, da una telespettatrice che chiede: ma lo SPI-CGIL che impressione si è fatto di questo nuovo governo regionale, che deve essere ancora costituito, per carità, eccetera. Che impressione? Quindi io riporto. Giustamente si deve ancora insediare, non l'abbiamo ancora visto chi effettivamente, al di là, insomma, di chi... Ma avete avuto comunque un incontro pubblico, no, con i candidati? Sì, non abbiamo di fatto avuto un incontro pubblico, perché noi avevamo fatto un'iniziativa, però diciamo il candidato che poi oggi ha vinto, Alberto Stefani, in quell'occasione aveva altri impegni, quindi non abbiamo avuto direttamente, diciamo... E questa quindi è la prima risposta alla domanda. Però dobbiamo adesso vedere cosa faranno, perché quello che è stato scritto e detto, diciamo, durante la campagna elettorale, vediamo se riusciranno, per così dire, o se l'inizio, ecco, sarà positivo e propositivo. Al momento mi pare, ma qui ho anche la segretaria generale della CGIL, mi pare che non siamo, ma penso che sia ancora presto, invitati, insomma, in nessuna riunione, nessun incontro. È presto, perché insomma la Giunta non c'è ancora. Però vediamo anche che tipo di voglio dire, di approccio ci sarà, se cambierà rispetto a quello passato. Certo, diciamo, gli annunci sono stati anche un po' strabilianti, perché si parla molto di sociale rivolto anche sia la agli prima anziani. uscita fatta in una casa di riposo. Infatti mi ricordo proprio la prima intervista sui giornali, parlava, no, di un rafforzamento del sociale sia verso gli anziani che verso i giovani, e dico peccato che però, insomma, al governo regionale c'erano sempre loro, insomma, al di là che oggi cambi il presidente della nostra regione, però ecco, un po' mi ha stupito che, speriamo che ci sia si sia espresso in questi termini. Ma, auspico certo che ci siano sicuramente un investimento di risorse su questo, perché ce ne sarebbe assolutamente bisogno, sia per gli anziani che per i giovani, perché sono le generazioni, credo, che soffrono di più, sicuramente anche i lavoratori e le lavoratrici. Adesso sentiremo appunto la però sarebbe anche un bel ponte, diciamo, generazionale, per mettere insieme le persone, e per non far sempre in modo invece di dividere anche con delle politiche ad hoc i giovani e gli anziani, perché di fatto noi lo vediamo sul campo, non c'è divisione tra giovani e anziani, anzi c'è solidarietà e un aiuto anche reciproco. Assolutamente. Passiamo un attimo appunto alla questione dei lavoratori, come diceva appunto la segretaria. Voi lo sciopero l'avete organizzato, cioè tutto. Quali sono i punti che vi toccano i lavoratori da vicino, secondo voi? Allora, partiamo dal tema dei redditi, che riguarda sicuramente i lavoratori ma anche i pensionati. Sul tema appunto del potere d'acquisto delle persone, che abbiamo visto ridursi, sono usciti anche adesso i dati che dicono, insomma, che le famiglie hanno perso oltre 9 punti di potere d'acquisto in meno di 10 anni. E questo noi lo vediamo attraverso due filoni, quello del rinnovo dei contratti nazionali, della rivalutazione delle pensioni, ma anche attraverso il fisco. Perché in questi anni il meccanismo dell'inflazione alta ha portato di fatto al fatto che le persone hanno visto aumentare il lordo ma non aumentare il netto, perché c'è il meccanismo del drenaggio fiscale che di fatto fa pagare con aliquote, perché scatta l'aliquota più alta, perché le detrazioni sono sempre uguali, fa pagare più tasse. Quindi in questi 2 ultimi anni sono stati pagati 25 miliardi in più da lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati. Noi avevamo chiesto al governo che venissero restituiti, magari in servizi, ma questa cosa non è stata possibile, così come chiediamo di bloccare questo meccanismo che, senza fare un aumento di tasse, però di fatto c'è. Questo è il primo tema, cioè aumentare la possibilità di reddito delle persone che fanno sempre più fatica. Quindi quello che è stato fatto con la detassazione, agire in modo più importante,
sarebbe un'ottima cosa, perché molte, soprattutto fino a un certo tipo di reddito, che è la classe ex classe media, che in realtà vabbè, ormai è finita sotto i livelli e non consuma, che questo è l'altro problema, che è molto grave, per cui è un circolo vizioso, ricordiamolo. È fattibile secondo voi, dall'interlocuzione che avete avuto a livello governativo, questo, oppure vabbè, ormai i giochi sono fatti, per carità? Però noi pensiamo che facciamo lo sciopero perché proprio i giochi non siano chiusi. Infatti, diamo delle speranze. Perché il percorso che noi abbiamo costruito di mobilitazione, che appunto è un lungo percorso, lo ricordava Nicoletta, è stato costruito proprio come un'avvertenza sindacale. Dei no, delle proposte, ma anche dove trovare le risorse, cioè nel senso che non è che noi diciamo solo che non va bene, ma diciamo che deve essere fatto di più per le persone che rappresentiamo, lavoratori e pensionati, ma diciamo anche dove trovare le risorse. Quindi il meccanismo, ero partita dal tema dei redditi perché è un'urgenza, ma poi si uniscono anche tutti gli altri temi, che sono quelli della sanità, perché comunque il meccanismo che è stato creato, avendo avuto una forte inflazione, anche se aumentano le risorse, in realtà non aumentano veramente, perché sono aumentati i costi anche per la sanità, quindi in realtà ci sono dei tagli, noi lo vediamo quotidianamente, vediamo il tema delle liste d'attesa, vediamo il tema della difficoltà a curarsi e purtroppo di chi sceglie di curarsi privatamente, ma solo se ne ha la possibilità economica. Il tema dell'intervento sull'istruzione, sul welfare più in generale, quindi noi facciamo proposte concrete, molto concrete. Poi c'è tutto il tema produttivo, e parla ai lavoratori e alle lavoratrici. Perché noi, e guardo al Veneto, abbiamo 80 tavoli di crisi, in questo 2025 abbiamo affrontato 80 tavoli di crisi aziendali con migliaia di lavoratori o in cassa integrazione o che non sanno che futuro avranno. Quindi questo è molto importante. Allora attenzione, ci fermiamo un secondo. 80 tavoli di crisi, non ne parliamo, anzi finora non è mai venuto fuori. È una cosa che detta l'allarme è pericolosa, socialmente pericolosa. Ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità. Stavamo completando il discorso, poi lo riprendiamo naturalmente con la segretaria. Tavoli di trattative di crisi ce ne sono veramente tanti e questo non è un buon segnale. Quindi, vedendo anche la slide, tra l'altro, voi avete riscontrato, vabbè, i lavoratori pensionati hanno pagato 25 miliardi di tasse in più, 25 miliardi, avete preparato anche una slide. Sanità, istruzione, non autosufficienza, casa e sicurezza più trascurate, questo lo diceva per i pensionati. E poi l'altra questione, sempre più giovani fuggono dall'Italia. Sì, e vale per l'Italia, ma vale soprattutto per il Veneto. Noi abbiamo i giovani che non vanno solo all'estero, come succede in tutta Italia, ma vanno anche nelle altre regioni vicine, quindi sia Lombardia che Emilia-Romagna. E questo perché hanno opportunità che valorizzano sia dal punto di vista economico che dal punto di vista professionale in maniera migliore. Quindi non è appetibile il Veneto non è più appetibile come lo era una volta. Abbiamo un tema di rallentamento industriale, ormai sono oltre 30 mesi in Italia, ma il Veneto paga di più. Quando diciamo che il PIL è lo 0, per il Veneto questo dato è addirittura minore, quando in realtà no, dicevamo la locomotiva d'Italia. Purtroppo non lo siamo più perché siamo una regione che lavora con la Germania, molto con l'export e soffriamo di più questo tema, ed era tornando ai tavoli di crisi, alle politiche industriali che chiediamo a partire dall'Europa per arrivare al governo e alla nostra regione, chiediamo degli interventi chiari proprio per rilanciare il sistema produttivo, un sistema produttivo che riconosca dal punto di vista salariale il lavoro, che ne riconosca le competenze, ma che sia anche sicuro. Assolutamente. L'altra questione, un messaggio è arrivato: non ho mai visto così tanti scioperi come con questo governo, spero e vorrei che questo Paese si svegliasse dalle vessazioni che noi cittadini continuiamo a subire. Segretaria, pensioni. Possiamo leggere qualche dato? Sì. Ad esempio le pensioni, sì, se noi andiamo a vedere la perequazione per il prossimo anno, quindi 2026, sì, che è l'1,4%, vediamo che le pensioni minime avranno 3 euro di aumento, piuttosto mi sono scritta qualche dato, chi avrà 800 euro 9 euro,
chi avrà 1.000 euro 11 euro, chi avrà 1.500 euro, cioè di pensione 17 euro. Sicuramente questo aumento indignitoso, cioè non puoi fare nulla con questo, non ti puoi sicuramente curare, non puoi comprare, perché abbiamo anche tanti anziani che ci dicono che non riescono neanche a prendersi le medicine e quindi non è che non fanno più visite, non si curano più, quindi non vanno neanche più in farmacia a comprare le medicine, piuttosto che una spesa con 3 euro al mese, perché sai, una pensione minima, poi magari devi pagare anche un affitto o devi sistemare la casa in qualche maniera. Cioè è veramente impressionante che questi dati così freddi letti non scuotano appunto le cose. No, poi teniamo conto che c'è l'affitto, poi ci sono le bollette, certo, con conti luce, acqua, gas, c'è una serie di robe che ti arrivano costantemente che sono esasperanti, cioè sono martorianti veramente, poi, per cui diventa veramente pesante sostenere il tutto. E nonostante la narrazione insomma del governo, perché si parla magari, ecco, queste pensioni non arrivano alle cifre indicate, magari parliamo di redditi superiori ai 28.000 euro, dai 28.000 euro ai 50.000 euro, che sappiamo benissimo anche noi non essere persone ricche, e quindi qui c'è stato lo spostamento dell'aliquota da 35-33%, ma anche questo cosa porta, diciamo, nelle tasche di quei lavoratori, di quei pensionati? Porta al massimo una variabile da 0 a 440 euro annui, quindi poi bisogna dividerli mensilmente, ma rispetto a questo il caro vita, il fatto di non avere servizi ti porta alla fine ad essere a debito rispetto che a credito. Quindi effettivamente tutte queste situazioni non sono assolutamente positive per i cittadini e le cittadine. Un messaggio: è assurdo vedere che si faccia sciopero anche per i contratti nazionali di lavoro fermi, ma stiamo scherzando, specialmente per l'inflazione galoppante che abbiamo e un potere di acquisto dei salari abbassato del 25%. Sì, perché i contratti nazionali di lavoro, alcuni hanno avuto un rinnovo, ma non tutti. E poi ci sono i contratti collettivi, ma poi c'è la contrattazione di secondo livello che è latitante in alcuni casi, bisogna ricordarlo visto che lei si occupa del Veneto. Fortunatamente è stato e poi le pensioni saranno da piangere, perché poi a catena, fortunatamente è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale della metalmeccanica, ma ci sono volute 40 ore di sciopero. 5 giornate di sciopero piene per avere rinnovo, è un buon rinnovo. Ma loro sono una categoria molto compatta. Sì, però voglio dire, la categoria più forte ha dovuto fare 5 giornate di sciopero per avere il rinnovo del contratto. È stato rinnovato anche quello delle telecomunicazioni e ci sono trattative importanti per molti altri contratti. E quello che risulta, parlo del Veneto che conosco bene, è che nel periodo post-Covid è stata costruita tanta ricchezza. Noi abbiamo avuto delle importanti utili nelle imprese, nel 2021 e nel 2022. Però questa ricchezza non è stata distribuita ai lavoratori, ed è sempre quello sono il discorso. stati dati dividendi agli azionisti. Questo ha comportato ulteriormente che anche quei lavoratori che hanno portato un grande beneficio alla loro azienda non hanno veduto riconosciuto il loro lavoro, non hanno veduto appunto quindi non crescere il loro salario. Quindi sono cittadini che non consumano e quindi il problema anche in Veneto, e su questo anche la Regione deve aver presente, è che se i redditi calano, se abbiamo lavoratori in cassa integrazione che prendono ancora meno del salario, molto meno del salario, la domanda interna come può crescere? Infatti. E abbiamo sì le grandi imprese che guardano all'export, abbiamo anche tante imprese che guardano al mercato interno, che sono oggettivamente in difficoltà. Vediamo i dati anche sul commercio, proviamo a guardare, abbiamo grandi gruppi che decidono di andare via dall'Italia, abbiamo tutta una serie di grandi aziende che hanno avuto crisi importanti, in parte superate, ma abbiamo anche chiusure di negozi, abbiamo i centri storici purtroppo in difficoltà e su questo dobbiamo interrogarci, perché alla fine è un circuito davvero
pericoloso a livello sociale, perché le persone fanno davvero fatica. In una situazione generale che non è delle più entusiasmanti, tra l'altro. Segretaria, tra i vari punti, pensioni, viene peggiorata la legge Fornero. Ci spieghi un attimo, cosa vuol dire? Sì, nonostante tutto quanto è stato sbandierato che sarebbe stata migliorata, cancellata la legge Fornero, sono riusciti invece a peggiorarla, perché di fatto dal prossimo anno non avremo neanche più la flessibilità, quella poca flessibilità in uscita che potevamo avere con l'opzione donna, che comunque qualche situazione l'aveva risolta pur con delle difficoltà poi a livello di pensione e soprattutto di importo di pensione, ma anche la quota 103, quindi vuol dire che si sta irrigidendo un sistema e soprattutto si sta allontanando, diciamo, l'età della pensione. Quindi anche questo è il contrario di quello che c'era stato, per così dire, promesso e sbandierato. Però molti lavoratori, un po' anche quello che ci scrivono, molte persone ci scrivono appunto, detto sì, andare in pensione e poi ti trovi da un giorno per l'altro con una retribuzione bassissima, non ce la fai, quindi chiedi di continuare a lavorare, se l'azienda te lo concede, ti devi inventare di trovare qualche cosa. Quindi visto che l'aspettativa di vita si è ampliata, tutte queste cose qui, per molti andare in pensione diventa veramente inizialmente tanto auspicata, tanto desiderata, poi precipita in una situazione di crisi economica. Qui bisogna vedere anche la vita lavorativa, quindi che tipo di contribuzione si è versata. Diciamo che di queste situazioni purtroppo ne troviamo e ne troveremo sempre di più, perché abbiamo lavori precari, saltuari, mal pagati. Non abbiamo parlato poi della non sicurezza sul lavoro, che è un altro problema grandissimo. Noi purtroppo in Veneto, in Italia, ma in Veneto abbiamo avuto nelle ultime settimane diversi morti caduti proprio sul lavoro, che è una cosa ormai ignobile, rispetto alla quale questo governo veramente si dovrebbe impegnare. Ma ecco, diciamo, la vita lavorativa rispecchia poi quelle che sono le nostre pensioni, ma anche avere, penso a tante donne, no? Il riconoscimento del lavoro di cura dal punto di vista anche contributivo, piuttosto che la pensione di garanzia, non diciamo più per i giovani, perché ormai non è più per i giovani, è per tutte quelle situazioni precarie. Aiuterebbe, ma anche avere importi certi di perequazione delle pensioni, non solo in essere ma anche future, perché ormai non corrispondono più, no, all'aumento anche della vita, del costo della vita. Ci sono, diciamo, tante proposte che noi abbiamo partendo, diciamo, da queste situazioni. Ecco, tra i vari aspetti su cui anche aderite voi un altro messaggio, ma vi rendete conto che tutto questo è assurdo? Scioperare, pertanto non venire retribuiti per far valere un diritto. Risponde, segretario. Diciamo che innanzitutto ricordiamo che lo sciopero è un diritto costituzionale. E, ecco, non dimentichiamocelo, come magari il diritto, abbiamo prima parlato della salute, della sanità, ma della salute. Ma penso anche alle pensioni e alla contribuzione, sono tutti diritti costituzionali, quindi diciamo che scioperiamo anche per i diritti che sono sanciti dalla nostra Costituzione. No, ma credo che intendesse dire, ma è assurdo, cioè per rivendicare un diritto. Certo, ma è proprio per questo, sarebbe assurdo, ma la nostra Costituzione prevede questi diritti e noi cerchiamo, no, di renderli, per così dire, agibili e agiti. Certo che è assurdo, perché perdi la tua retribuzione per, diciamo, aumentare in questo caso diritti, ma anche pensioni e stipendi. Però siamo messi così, stiamo perdendo tanto. Infatti, prego. No, è l'unico strumento che abbiamo come lavoratrici e lavoratori per protestare, per dire che vogliamo cambiare le cose. Per questo invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a scioperare e a partecipare alle manifestazioni che ci saranno in tutte le piazze, tutte le province, di informarsi, ma per essere presenti anche a dire quello che vogliamo. Allora, c'è una slide dove trovare le risorse, che chiedo dalla regia di mettere in onda, perché ne accennava prima, segretaria, dice anche lei, prendiamo i soldi dove sono. Quindi la prima parte c'è extra profitti, grandi ricchezze, evasione fiscale. Poi contribuzione, chiediamo una contribuzione, lo chiamiamo non patrimoniale perché sennò si alza subito, ma è un contributo di solidarietà che chiediamo a chi ha una ricchezza
assoluta, netta, oltre i 2 milioni di euro. Chiediamo un contributo straordinario che però porterebbe 25 miliardi freschi. Chiediamo questo contributo straordinario, pensiamo che sia giusto chiederlo per intervenire e finanziare le politiche che servono, ma appunto da questo punto di vista pensiamo davvero che sia necessario appunto andare a trovare i soldi, perché oggi hanno pagato lavoratori e pensionati, i 25 miliardi di cui parliamo in questi 2 anni li hanno già versati. No al riarmo, corsa al riarmo. Esatto, vogliamo che quelle risorse che sono destinate o sarebbero destinate al riarmo vengano invece destinate alle persone, quindi al loro benessere, quindi al welfare sostanzialmente, al welfare tutto pubblico. E crediamo che sia importante, ecco, dirlo e gridarlo anche nelle nostre piazze il 12 di dicembre. Noi non protestiamo solo, protestiamo, ma facciamo anche tante proposte. Quindi chiediamo ai cittadini e alle cittadine tutte di venire con noi nelle piazze, di unirsi a noi, perché è importante la partecipazione, è importante. Gli obiettivi dello sciopero generale, c'è un'altra slide riassuntiva, lanciate un'avvertenza nei confronti del governo per cambiare, quindi questo è lo scopo ultimo, eccola qua. Sì, questo è lo scopo ultimo, rinnovare i contratti nazionali a partire da quelli pubblici, perché il governo, lo Stato non è un buon datore di lavoro perché rinnova i contratti sotto l'inflazione e questo è grave perché dà messaggi sbagliati. E poi appunto il tema dell'avvertenza è quella di dire: noi poniamo proposte sostenute appunto anche dai finanziamenti per migliorare la condizione di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, e quindi è importante, li abbiamo detti tutti i temi, però tener conto appunto di quello che stanno vivendo. Quindi chiedete un incontro. Quindi. Chiediamo di cambiare questa manovra. Chiediamo di cambiare questa manovra, ci hanno incontrato una volta sola e io non credo ci rincontreranno, ma noi ci proviamo. Assolutamente. Mettiamo intanto il cartellone delle sedi che io vi invito a chiamare direttamente per avere un appuntamento, vero segretario? Assolutamente. Ecco, le vedete, prendete giornata dei numeri di telefono, di tutto, perché è lì che avete le risposte anche per le sedi più piccoline che sono sempre sui territori. Prossime iniziative? Tantissime. Dall'abitare all'ambiente alla contrattazione territoriale sociale. Faremo un seminario la prossima settimana, affronteremo i temi classici dal bilancio dei comuni, insomma alle varie tematiche, a tutte queste invece questi argomenti nuovi che sempre più stanno spingendo, diciamo, si stanno attuando nella nostra contrattazione territoriale sociale. Ecco, alla luce di questo io invito voi telespettatori, se siete pensionati o cosa, a mettervi a contatto con il sindacato per appalesare le vostre difficoltà nei vostri comuni, perché poi questo momento di contrattazione vuol dire che il sindacato parla con l'amministrazione comunale, il sindaco della situazione, eccetera, il dipartimento degli assistenti sociali, e appalesa quelle che sono le criticità per risolverle. Quindi è molto importante che ci sia un interlocutore se il sindacato è a conoscenza di certi problemi, quindi vi conviene farlo. Grazie segretaria di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori, vi invito a rivedere la puntata sui social, sul sito, e andate soprattutto sul sito dello SPCGL del Veneto se siete lavoratori della CGIL del Veneto. Buon proseguimento.